Grande pagina economica della storia del Veneto, ma a questa prima assemblea congiunta c'erano anche delle figure autorevoli del mondo della finanza e dell'economia. Il servizio a cura di Valentina Carlesso. Oltre alla nuova Assoindustria Veneto Centro, a costituire gli altri vertici del triangolo industriale contribuiranno Confindustria Asso Lombarda e Confindustria Emilia Area Centro, una regione ipotetica che sarebbe la sesta regione europea per forza economica, la quarta per valore aggiunto manifatturiero e la seconda per bilancio manifatturiero, con oltre 50 miliardi di euro di surplus commerciale. Una fusione approvata all'unanimità dagli associati e dalle banche. Abbiamo sostanzialmente 8 province che da sole hanno delle dimensioni economiche impressionanti e che racchiudono poi una realtà più vasta che sostanzialmente coincide con la Lombardia e l'insieme del nord-est, che ha un PIL superiore ai 700 miliardi di euro, stiamo parlando di una nazione vera e propria. Io credo che questa sia la dimostrazione che in Italia c'è una zona che ha tassi di crescita e capacità di fare sistema che è addirittura superiore rispetto a quella della Germania. Qui parliamo di zone in cui l'export sta crescendo più della Germania e della Francia e con un potenziale di crescita ulteriore fortissimo, tassi di disoccupazione che sono inferiori rispetto a quelli della media europea, la metà di quella dell'Italia, quindi non c'è dubbio che qui si crea un momento, si sta determinando un momento storico nella formazione di collegamenti industriali e di sinergie fra competitori fortissimi sul mercato. Un tessuto imprenditoriale caratterizzato quindi da un forte potere economico dato da settori come quello meccanico, farmaceutico, chimico, tessile, abbigliamento, mobili e materie plastiche. Insomma, un'area con numeri di economia reale da record per dinamismo, innovazione imprenditoriale, crescita ed export, con un PIL complessivo delle 8 province che è superiore a quello della Danimarca. Ci sono poche aree al mondo che hanno una vivacità e una forza economica paragonabile a quelle di Lombardia e Nord-Est nel suo insieme, senza possedere quei giganti industriali che hanno nazioni come non solo la Germania, ma anche per esempio in Asia la Corea del Sud. Quindi qui abbiamo una realtà di forte diffusione imprenditoriale, ci sono grandi gruppi ma ci sono soprattutto tante piccole e medie imprese che trainano quest'area. Diciamo che noi certamente abbiamo la forza di sostenere questo, lo stiamo già facendo perché noi eroghiamo 50 miliardi di euro di crediti all'anno per sostenere gli investimenti delle aziende, in particolare poi su queste aree territoriali, queste del Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, siamo dei leader di mercato e continueremo a sostenere e a essere vicini a tutte le aziende che investono in questo paese. D'altra parte l'investimento e le imprese sono l'unico fattore che può consentire di riassorbire la disoccupazione nel nostro paese, di accelerare i tassi di crescita portando il nostro paese sulla media europea.